siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro e Astra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di Campagna Amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante, dallo stile moderno, dalle 6 del mattino, pronto ad iniziare insieme a te. Caffè Noir Cocktail Bar. Momento caffè, momento aperitivo. È sempre questione di un momento. Caffè Noir Cocktail Bar. E quando il momento ti prende per la gola, la gelateria artigianale ti soddisfa con i gusti ricercati, la cremosità e la vera frutta fresca locale. E il dopo cena? Beh, è Caffè Noir Cocktail Bar. Il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. L'estate, il sole che bacia i capelli, il mare. Uffa, i capelli! Oddio, i miei capelli! Basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Hair. Scopri il trattamento Premier per un capello rimpolpato e ricostruito senza sfibrature. Tuo a €25 al mese. Per la cura quotidiana, Amy ti presenta tutta la linea Kerastase pre-esposizione con olio e crema. Dopo sole con shampoo e maschera. La sera genera lucentezza con l'olio Elixir Ultim. Il tutto scontato del 10%. Amy Beauty Hair. Everybody is perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Farmacia Masia, Lozzorai, da noi. Informarti viene prima. Elettrocardiogramma, integratori alimentari e tutto per la cosmesi con le linee La Roche-Posay e Dermovitamina. Per il tuo comfort senza rinunciare allo stile, calzature gelato. Comode, confortevoli, riconosciute come dispositivi medici, dal plantare anatomico ed ortopediche. E con la linea Solari Lovren, tutti al mare senza scottature a partire da €9,90. Farmacia Masia, via Roma, Lozzorai. E con il distributore automatico attivo 24 ore al giorno, servizio e riservatezza sono garantiti. Infoline 0782 66 94 67. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, bentrovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, con le nostre news che arrivano dall'Ogliastra. Partiamo subito da Talana. In apertura oggi abbiamo la notizia di una mega piantagione di marijuana ritrovata e sequestrata nelle campagne di Talana dai carabinieri. Oltre 1000 piante dell'altezza tra i 2,60 m e i 3 metri è stata sequestrata in località Niustria durante un servizio perlustrativo di controllo del territorio dai carabinieri della squadriglia di Arsana e Lanusei con il supporto dei colleghi di Talana. La marijuana, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 2,5 milioni di euro. A seguito di una profonda ispezione del sito, i militari hanno ritrovato anche dei tubi per irrigare le piante, cisterne usate come deposito idrico, alcune fototrappole piazzate proprio lungo il sentiero che conduce alla mega piantagione. Il materiale ritrovato è stato sottoposto a sequestro per tutti gli accertamenti e sono in corso ovviamente le indagini volte ad identificare i responsabili. Per ora quindi sono ancora ignoti. Andiamo avanti, passiamo a Ursulei perché anche il centro montano dice no alla speculazione energetica. Nell'ultima seduta di consiglio comunale gli amministratori di Ursulei hanno approvato all'unanimità una mozione che impegna formalmente il comune a dichiararsi totalmente indisponibile all'installazione di qualsiasi parco eolico fotovoltaico
senza previa consultazione e approvazione popolare e dell'amministrazione. Il concetto, dice il sindaco Ennio Arba, è che noi non potremo mai accettare che qualcuno installi qualcosa nel nostro territorio senza la nostra approvazione. Negli incontri con la regione, che prossimamente si svolgeranno anche in Ogliastra, continua: parteciperemo sicuramente con spirito costruttivo, ma mantenendo saldo questo principio che non può e non dovrà mai essere messo in discussione. Queste le parole del sindaco Ennio Arba. E intanto nel paese di Urzulei sono state raccolte circa 300 firme per la legge di iniziativa popolare Pratobello 24, volta appunto a bloccare le speculazioni energetiche sul territorio sardo. Una grandissima partecipazione che conferma che la popolazione di Urzulei è sempre attenta e sensibile alle tematiche riguardanti il territorio e l'ambiente. Dice Arba, come abbiamo sempre detto e continueremo a ripetere, sono la nostra risorsa più preziosa. Insieme a Urzulei nei giorni scorsi anche il Consiglio Comunale di Tortolì ha votato una delibera che si impegna formalmente a dire no, quindi contro ogni installazione di parchi eolici o fotovoltaici in tutto il territorio tortoliese. Passiamo proprio a Tortolì perché ci sono due nuove cittadine italiane, Mariana e Oksana, la prima di nazionalità romena e la seconda ucraina. La cerimonia si è svolta lunedì in comune quando il sindaco Marcello Ladu ha consegnato loro la cittadinanza. Darne notizia attraverso i social è proprio il comune di Tortolì che scrive: siamo lieti di annunciare che dal lunedì 2 settembre Mariana e Oksana sono ufficialmente diventate cittadine italiane. Mariana è una figura nota nella nostra comunità grazie al suo lavoro in un'importante attività di ristorazione in via Monsignor Virgilio. Oksana invece lavora in una struttura ricettiva ad Arbatax, contribuendo all'accoglienza turistica della nostra città. Entrambe, dicono gli amministratori, sono perfettamente integrate nel tessuto sociale tortoliese e contribuiscono attivamente alla nostra comunità. E poi a loro sono andati gli auguri per appunto la cittadinanza italiana. Andiamo avanti, ora passiamo a Barissardo. Si sono svolte ieri le operazioni di verifica di un nido, di un esemplare di tartaruga caretta che ha scelto la spiaggia di Cea nel tratto di Barissardo per deporre le proprie uova. I ricercatori del CRES, il centro di recupero del SINIS, coordinato dal Servizi di tutela della natura e politiche forestali della regione, e insieme agli agenti della di Arbatax hanno ispezionato due aree delimitate nei giorni scorsi perché appunto ipoteticamente potevano ricomprendere al loro interno il nido di tartaruga. Per fortuna le baby tartarughe sono sgusciate via senza lasciare traccia e hanno preso la via del mare. Non è stato però possibile quindi quantificare il numero preciso di uova deposte perché non è stato individuato esattamente dove la tartaruga aveva nidificato. Diverse spiagge dell'Ogliastra, dice la vice sindaca Fabiana Caso, quest'anno sono state meta prediletta della tartaruga caretta per la sua nidificazione. Questo ci deve portare ad acquisire maggiore sensibilità verso questo esemplare in via di estinzione, mettendo in atto dei comportamenti rispettosi e responsabili. Tra appunto i comportamenti da adottare, dice la vice sindaca, segnalare immediatamente al corpo forestale la presenza di un nido o di esemplari che nidificano, mantenersi a una distanza di almeno 4 metri e non posizionarsi mai di fronte alle tartarughe durante tutta la fase di deposizione, evitare, anzi non toccare mai le tartarughe, contenere il numero degli osservatori, evitare anche l'uso di flash e sorgenti luminose che possano alterare le condizioni di luminosità. Dice: in questo modo potremo contribuire anche noi alla tutela di questi esemplari e al loro ripopolamento.
Chiudiamo con un evento, perché domenica 8 settembre si terrà ad Arbatax la tradizionale gara di pesca in occasione della festa in onore di San Salvatore organizzata dall'omonimo comitato. Il ritrovo è alle 7 presso la torre ad Arbatax. L'inizio della gara è prevista alle 8:30 e l'evento si concluderà alle 11:30 con la premiazione dei primi 3 classificati nella categoria adulti. È un riconoscimento speciale anche per i bambini che parteciperanno. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 15 di sabato 7 settembre. Possono partecipare adulti e anche i bambini sino a 14 anni di età. Con questa notizia chiudo il notiziario di oggi, ma prima di lasciarvi vi ricordo l'appuntamento di domani alle 11 con Caleidoscopio con Giusy Ferreli. Mi raccomando, non mancate all'appuntamento alle 11. Noi invece torniamo lunedì 9:30 circa con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. Buon proseguimento su Radio Stella.